Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche quest'oggi per questa nuova puntata di Parliamo di. Oggi ci occuperemo di archeologia, di una scoperta archeologica, viene definita una delle più importanti, se non la più importante del XX secolo. Stiamo parlando della scoperta dei cosiddetti manoscritti del Mar Morto, o detti anche rotoli o manoscritti di Qumran. Parliamo di questo con un ricercatore che è anche un componente dell'Associazione Amici dei Rotoli di Firenze. Ve lo presento, si tratta di David Adamovic. Grazie di essere qua nei nostri studi. Innanzitutto un ricercatore dunque che da tanti anni segue la vicenda, diciamo così, di questi manoscritti del Mar Morto. Ecco, io dicevo prima, una delle più importanti scoperte del XX secolo. Quando è stata fatta questa scoperta? Nel 1947 questo beduino trovò questi reperti archeologici. Ovviamente poi ci fu una corsa tra i beduini e archeologi, quasi l'avventura di Indiana Jones, per individuare dove furono trovati questi preziosissimi rotoli, visto che Carbonio 14 nell'istituto nucleare aveva confermato la datazione che fossero antichissimi, più di 2000 anni si sta parlando. Certo, beh, adesso parliamo anche sì della loro età. Esatto, quindi nel 1947 e quindi partita lì furono trovate. Ecco, una scoperta tra virgolette tardiva, come mai era una zona ostica, difficile da esplorare, diciamo, comunque da visitare anche per gli archeologi. La cosa interessante è che in quei tempi i picconi di archeologi stavano scavando in tutto il Medio Oriente. Fuori dalla cerchia dell'interesse di studiosi, questi beduini si presero il merito del ritrovamento delle una delle scoperte più importanti. Ecco, diciamo geograficamente siamo vicini al Mar Morto, sulle coste del Mar Morto, esatto, no? Esatto, siamo circa vicino una cinquantina di chilometri da Gerusalemme, da Gerico anche, e quindi stranamente non fu preso in considerazione, perché anche il sito che poi in seguito archeologi troveranno, il sito di Qumran, dei villaggi, molti lo consideravano un fortino romano, quindi non si pensava che ci potessero essere degli scritti, le giare nascoste in queste grotte in prossimità del Mar Morto, vicino a questo villaggio. Allora parliamo un attimo di questa scoperta. Sono state trovate queste giare all'interno di un certo numero di grotte. Esatto. Diamo un qualche numero allora. Esatto, sono 11 grotte trovate, tra cui molte scoperte dei beduini e molte degli archeologi. Ovviamente poi fu trovato questo villaggio di Qumran e reperti archeologici. Praticamente abbiamo una grande biblioteca, i resti di quasi 800-900 rotoli di qui. Furono trovati rotoli interi o quasi interi di una lunghezza di 7 metri 60, 8 metri 60. Ecco, stiamo vedendo delle diapositive 50 fino a dei rotoli che hanno una grandezza tipo dei sigari, che vengono rotolati così, o addirittura hanno trovato perfino dei mini rotoli piccolissimi, praticamente sembrano insignificanti, però importanti per gli esseni che ci abitavano e copiavano questi contenuti. Fu trovato nella terza grotta un rotolo in rame, quindi materiali, la pelle degli animali, papiro e anche rotolo di rame. Il metallo, quindi è molto vasto come... Ecco, una cosa, la datazione allora, che età hanno questi rotoli? Coprono un periodo di tempo abbastanza lungo, no? Esatto, grazie alle prove e agli esami del Carbonio 14 e le prove effettuate negli istituti nucleari, stiamo parlando dei rotoli e reperti archeologici iscritti che sono datati dal 300 a.C., quindi IV secolo a.C., fino al 70-68 d.C., quindi una fascia di 400 anni. Quasi 400 anni. Ecco. E questo anche perché certi documenti praticamente sono del III secolo a.C., secondo e così via, e quindi questi esseni che ci abitavano ai tempi di Cristo, poco prima e dopo, copiavano, si vede, molti scritti che erano posteriori, molto tardivi rispetto all'epoca in cui loro scrivevano. Questo si vede anche dalla lingua aramaica antichissima, quindi le prove palografiche, oltre a quelle della datazione delle prove
Istituto Nucleare, ci confermano che abbiamo dei documenti reperti archeologici ancora più antichi da quando venivano copiati da questi esseni che ci abitavano, questo gruppo degli ebrei che abitavano nel villaggio di Qumran. Senta una cosa, ovviamente c'è grande la curiosità è sapere che cosa c'è scritto in questi, in questi rotoli, che messaggio c'è, cosa c'è, raccontano storie piuttosto che... Noi possiamo, diciamo, per fare una breve panoramica di rotoli, dividere i rotoli su i scritti che Esseni scrivevano che riguardavano le regole della loro comunità, i commenti di quello che loro leggevano, documenti storici, opere letterarie e così via, contratti giuridici e così via. C'è però una categoria di scritti, anche se fa parte di un quinto, quindi io direbbe non è importante perché è presente in poca quantità, però è copiata molte volte. Quindi è presente in più copie. Esatto, perché? Perché per gli Esseni quelli, anche se sono meno presenti, perché sono pervenuti meno, però erano più importanti perché venivano copiati molte volte. Quella categoria di scritti speciali erano per loro speciali perché li studiavano solo quelli, giorno e notte, era come un obbligo, una dedizione. Quando copiavano quella categoria di scritti speciali, li copiavano con una cura particolare, una cura estrema, e soprattutto certi contenuti di quei scritti si portavano addosso. C'era tutto un rito descritto su quello che... Purtroppo dal 1948 fino al 2008 quella è una categoria, come dice il professor Luigi Moraldo, che quando copiavano, c'erano pubblicazioni, non veniva presa in considerazione, quindi venivano pubblicate e veniva portata all'opinione pubblica purtroppo la parte dei rotoli meno importanti, interessanti sempre per antropologia, cultura e mentalità dei qumratici, e questa qua, che anche se presente in meno quantità, di rotoli speciali che hanno contenuti futuristici, che magari descrivono il fatto che questi contenuti che per gli esseri erano importanti perché coloro che avevano scritto e loro copiavano questi scritti dicevano di aver visto, di aver avuto le visioni, di aver visto degli esseri viventi e delle entità dell'universo che davano dei messaggi anche futuristici e così via. Quindi loro erano attratti, quindi diciamo delle sorte di profezie, quindi, esatto, no? Diciamo, proprio quello. E infatti purtroppo questa parte quasi dire di rotoli biblici è quella meno pubblicizzata, esatto, quella di cui si parla meno. E stranamente tutti la mettevano da parte, eppure fanno parte ufficialmente, si sa, dei reperti dei rotoli del Mar Morto. Quindi noi abbiamo cercato come associazione culturale di dare un'importanza e portare in piazza, per strada, per modo di dire, archeologia e cultura delle strade, portando grande attenzione del pubblico e delle persone anche su questa categoria. Esatto. Per esempio ieri anche sotto la pioggia nell'arena romana qui a Padova avevamo le persone che volevano che la conferenza veniva fatta, pensavamo di disdirla, nonostante la pioggia aprivano, chiudevano ombrello durante la conferenza.